Io penso che forse un po' di buonsenso rispetto a questi bimbi delle scuole dell'infanzia ci voleva, non si possono mandare fuori in strada i bimbi semplicemente perché alcuni mancano le vaccinazioni, e lo dice una persona che crede nelle vaccinazioni. Stigmatizza le modalità di applicazione della legge sulle vaccinazioni obbligatorie il presidente Zaia, tornando su un tema che ha visto tra il Veneto e il governo un duro scontro lo scorso ottobre. La scadenza del 10 marzo si avvicina, molte famiglie hanno già ritirato i bimbi da 0 a 6 anni non vaccinati da asili e scuole d'infanzia. Chi decidendo di tenerli semplicemente a casa nel pieno dell'anno scolastico, chi andando in cerca di strutture alternative dalle credenziali non sempre chiare. I vertici regionali della Federazione Pediatri spingono perché i bambini non in regola vengano allontanati. Intanto il Ministero ha fissato il 30 aprile come data in cui scatteranno le sanzioni da 100 a 500 euro. Mi sembra di aver capito che c'è una circolare del Ministro che nottetempo, qualche ora prima di andare a votare, ha dato una proroga. A forza di proroghe finirà che è buono il decreto che noi abbiamo ritirato, no? La verità è che si è fatta una legge che impone la vaccinazione a tutti. La vaccinazione da 0 a 6 anni è imposta per legge, e se il bimbo non è vaccinato, quindi stiamo parlando degli asili, se ne deve tornare a casa a metà anno scolastico. Invece da 6 a 16 anni, nessuno mai lo dice, se il ragazzo non è vaccinato se ne sta tranquillamente a scuola. Il vero problema riguarda i piccoli, quindi molte famiglie, concentrate principalmente tra la Castellana e il Bassanese, preparano cause contro l'obbligatorietà, altre attendono dal nuovo governo un cambio di rotta.